Sono entrati dalla finestra del bagno, hanno rotto il lucchetto e hanno provato in più punti a aprire la finestra. L'ondata di furti nella Marca non è ancora finita. L'ultimo episodio, ieri pomeriggio a Susegana, in via De Gasperi, dove una banda di ladri si è introdotta in un appartamento al piano terra di un residence. Porta d'ingresso barricate, scuri chiusi, un arroccamento che ha permesso alla banda di agire indisturbata. Ho provato a aprire la porta appena entrata da lavoro e ho sentito che qualcosa forzava e non riuscivo a aprirla perché c'era il mobiletto appoggiato davanti. E poi ho aperto la luce e mi sono ritrovata davanti a tutti gli altri mobili aperti e tutte le cose spostate. Ed è così che Luana, inquilina dell'appartamento, si è subito diretta verso la camera da letto, trovandosi di fronte a una porta forzata e spalancata, chiusa da lei a chiave prima di uscire, proprio per difenderla dai furti ormai dilaganti, almeno una decina a Susegana negli ultimi giorni. Sono andata avanti, sono andata in camera, ho visto i vestiti buttati sul letto, i cassetti aperti e hanno guardato un po' ovunque. E cosa hanno preso? Alla fine non hanno portato via niente, anche perché io non tenevo niente di valore in casa. Soldi non ne avevo, gioielli neanche, il computer non li hanno presi. Nessuna refurtiva, in casa dopo l'accaduto rimangono i danni, ma soprattutto tanta paura. Ha paura? Oddio, sì, un po' di paura ce l'ho. Adesso ho passato la notte dopo a saltare per ogni minimo rumore che sentivo praticamente. E se ci spostiamo a soli 20 km da Susegana, a Farra di Soligo, altro epicentro negli ultimi mesi di furti in abitazione, la situazione sembra essere rientrata dopo la richiesta del sindaco Mattia Perencin al prefetto di una sorveglianza integrata. Devo dire che fortunatamente, incrocio le dita su questo, pare che ora la situazione si sia calmata. È stata fatta diversa attività preventiva, tra cui anche una serie di posti di blocco con delle attività coordinate da Forze dell'Ordine, da il battaglione Mestre che è stato messo a disposizione e inviato sul posto, così come poi anche dalla polizia locale. Noi tra l'altro abbiamo anche potenziato il servizio con le telecamere e abbiamo firmato anche con la prefettura il patto per la sicurezza urbana.